Abbiamo la sfida del territorio che è quella più importante, con sé si porta i nuovi modelli organizzativi all'interno di quella che è la revisione del percorso paziente che avviene attraverso un momento e un luogo che è la casa della comunità, è lì dove dobbiamo introdurre concetti importanti come l'umanizzazione del percorso, l'utilizzo dell'intelligenza nel percorso e adottare concetti di appropriatezza sempre legati al percorso del paziente. Quindi il punto di riferimento è il paziente, il suo percorso e dentro dobbiamo rivedere questo percorso secondo queste priorità che ho appena enunciato. Ha parlato anche di 150 persone da assumere. Beh, sicuramente il piano del personale diventa uno degli elementi importanti, stiamo facendo l'analisi, in questi primi giorni guarderemo appunto le necessità in funzione di più variabili e cercheremo appunto di affrontare con Regione quello che è il bisogno della risorsa più importante che abbiamo, che è il personale. Parlava anche di completare alcune cose, ospedale di Conegliano, Cittadella. Beh, sicuramente dobbiamo completare le opere iniziate, ma tra le opere ricordiamoci tutto il PNRR, ma in particolare la Cittadella della Salute, l'ospedale di Conegliano, il campus universitario e quindi elementi strutturali che ci consentono poi di poter erogare cure in sicurezza e di qualità. Direttore, prevenzione. Prevenzione è sicuramente la sfida perché la dobbiamo mettere al centro sia per i sani, ma soprattutto per una popolazione che invecchia. Abbiamo la necessità di lavorare sulla prevenzione, la prevenzione delle cadute per i nostri anziani, ma anche i sani stili di vita per i cronici. E quindi dobbiamo iniziare a lavorare con la prevenzione a 360 gradi e non a caso nelle case comunità si prevede anche la funzione che riguarda la prevenzione, quindi fare educazione e lavoreremo sugli stili di vita dei nostri cittadini. Si cerca sempre ovviamente di migliorare, lei metteva al centro anche la necessità di lavorare sulla competenza e la professionalità del personale. Beh, sicuramente uno dei livelli di attenzione massimi che caratterizzerà il prossimo triennio è la parte legata alla gestione delle risorse umane. Il nostro personale è il patrimonio più importante che abbiamo e dobbiamo valorizzarlo, però per valorizzarlo dobbiamo approcciare con forse alcune logiche nuove. Abbiamo 4 generazioni all'interno della nostra popolazione aziendale che consta più di 9.000 dipendenti ed è opportuno che noi prendiamo in considerazione i loro bisogni. Se pensiamo che tutti i nostri dipendenti abbiano bisogni uguali, molto probabilmente abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo approcciare con politiche che vanno a standardizzare ma nello stesso tempo differenziare e per essere attrattivi è necessario che dobbiamo far vedere ai nostri dipendenti qual è la possibilità di sviluppo per ognuno di loro. Per ognuno di loro. Brevissimamente, forse è troppo presto, ma se dovesse descrivere US2 marca trevigiana a qualcuno che non la conosce, che idea si è fatto? Come la racconterebbe? Beh, è una bellissima realtà con grandissime competenze, pronta per fare il salto sulla riforma territoriale che io continuo a citare la riforma territoriale, ma ricordiamoci che il beneficio ce l'hanno gli ospedali, perché diventano ospedali che curano gli acuti e la fluidità nel percorso del paziente tra ospedale e territorio diventa sicuramente il futuro. Sul territorio dobbiamo aggiungere uno dei luoghi che è la casa di cura come primo luogo la casa come primo luogo di cura, scusate, perché diventa il punto di arrivo di quello che è la grande riforma territoriale che dobbiamo adottare. Diceva prima delle case di comunità, a che punto è? A che punto sono i piani, diciamo, di integrazione e di apertura? Allora, siamo in linea con i tempi, stiamo completando il piano perché avvengano in modo progressivo, stiamo completando e stiamo analizzando lo stato dei lavori, ma anche il personale e i modelli organizzativi da adottare, quindi contiamo per la fine di maggio di completare e rispettare i tempi del PNRR. L'ultima cosa, parlava addirittura di una visione a 15 anni oggi. Beh, a 15 anni sicuramente la parte epidemiologica, non possiamo pensare di affrontare le sfide della sanità senza guardare l'epidemiologia almeno a 15 anni. Sicuramente gli anziani e la nostra piramide della popolazione sarà invertita e di conseguenza dobbiamo iniziare a capire oggi le traiettorie della prevenzione
come le vogliamo adottare, sapendo che dobbiamo cambiare stili di vita, che non avvengono questi cambiamenti in 1 o 2 anni. Dobbiamo lavorarci, ma dobbiamo avere la grande capacità di guardare nel lungo periodo, perché la nostra popolazione ha necessità di una traiettoria che non può essere cambiata in poco tempo. Quindi dobbiamo insistere per far sì che nei prossimi 5, 6, 7, 8 anni iniziamo a vedere i risultati di queste azioni che inizieremo ad adottare da domani. Grazie. Grazie. Grazie.